Anche quest'anno a Mantova c'è stata la giornata dei giochi in strada, è il secondo anno che viene fatta questa manifestazione e abbiamo presentato tutti i giochi di una volta, soprattutto lo Sciancol. Con lo Sciancol quest'anno c'è stata la partita del campionato provinciale che ha visto vincere la squadra di Mantova contro quella di Guidizzolo. La partita verrà poi riproposta l'anno prossimo, nella prossima edizione. Oltre allo Sciancol, che è un gioco di una volta dove ha visto partecipare tante persone anche anziane, provare, dimostrazioni eccetera, presso la città di Mantova, Piazza Mantegna, c'è il Salto della Corda, dove bambini e mamme hanno giocato. Bellissima la scena di una mamma coi tacchi che salta la campana a ricordo dell'infanzia. Abbiamo avuto anche nella città di Mantova una tappa del Giro d'Italia dei tappini presso Piazza Canossa, il gioco delle figurine e in tantissimi punti, tra cui Piazza Cavallotti, Piazza Leomattista Alberti, i giochi delle pulci, delle trottole con gli infopoint gestiti da Avis e Aido. La giornata il 25 maggio è stata scelta perché è la giornata mondiale del gioco tradizionale, che è un bene immateriale dell'UNESCO. Questa giornata è stata dedicata ai giochi in strada come riscoperta dei giochi di una volta, che sono stati la partenza per lo sport. Tutti gli sport derivano da un gioco di strada, bene o male, che un po' tutti hanno giocato nei loro anni. Questa giornata abbiamo raggruppato tanti giochi, quelli in strada oppure i giochi giganti, sempre per far conoscere ai bambini l'importanza del gioco, da cui appunto diventa la partenza per lo sport. Come CSI stiamo terminando la nostra stagione sportiva nei vari sport che facciamo. In questi giorni si termineranno tutti i campionati di calcio e poi ci stiamo preparando per una prossima stagione sportiva, sperando nell'interesse di tante persone nei nostri confronti. Oggi siamo qua a presenziare assieme al CSI questa manifestazione dei giochi antichi, perché noi crediamo molto nel discorso dei ragazzi e dei bambini, che facciamo il discorso della prevenzione. Oggi stiamo valorizzando il discorso dello sport e del tempo libero con i ragazzi.